Assessore, non resta che dire, restate a Gorizia. Esattamente, restate a Gorizia, i goriziani devono rimanere a Gorizia e questa iniziativa secondo me porterà anche gente da fuori del nostro comune, perché è un'iniziativa interessante, tutta una serie di manifestazioni che coinvolge tutto il settore d'età, che va dalla famiglia ai ragazzi agli adulti e quindi confidiamo che tutti rimangano a Gorizia e che arrivi gente nuova a Gorizia. Senta, parliamoci chiaro fuori dai denti, cosa vuol dire oggi riuscire a mettere insieme questa squadra? No, non è una squadra che si è messa io dico che quasi si è creata in autonomia, senza nessuna spinta. Siamo una bella squadra, riempiamo tutti i settori di interesse per lo sviluppo della città e quindi proprio è nata da sola. E questo sarà il primo esempio di quello che possiamo fare. Una goccia nel mare che vuol dire proseguire quello che era già stato seminato. Beh, sicuramente, io dico sempre, il futuro se lo può costruire solo guardando al passato, quello che è stato fatto. Il passato è sempre o viene preso ad esempio o comunque è la base su cui partire, quindi è utilissimo. Cerimonia di premiazione questa mattina presso la Sala Bianca del Comune di Gorizia con la consegna delle targhe ai locali storici del capoluogo isontino. Un momento per ricordare le attività che hanno fatto grande la città bagnata dal fiume Sonzo. Tempi di crisi sì, ma con fiducia, come ci conferma il sindaco Ettore Romoli. Ciao sindaco, i locali storici di Gorizia sono anche un vanto, ma anche un modo per dire che qui l'economia funziona. Funziona, noi vorremmo che funzionasse un pochino meglio, comunque non dobbiamo lamentarci troppo. Io credo che premiare i locali storici significa premiare la fedeltà al lavoro, premiare le radici della nostra città. Sono locali che hanno dagli 80 ai 50 anni, sono sempre stati condotti in genere dalle stesse famiglie. Questo è un fatto importante, un fatto che serve a valorizzare proprio quello che è il tessuto commerciale cittadino. In tempi in cui la globalizzazione la fa da padrone, queste iniziative servono proprio a ricordare che c'è una radice storica. Esatto, che non bisogna assolutamente tagliare le radici, altrimenti l'albero casca. Alla fine tutto bene che finisce bene. L'Italia, con tanta fatica, batte 2-0 la già eliminata Irlanda e passa ai quarti di finale del campionato europeo di calcio. La Spagna, nell'altro match del girone, vince di misura contro la Croazia per 1-0. Il temuto biscotto non c'è stato. Il popolo del bel paese tira un sospiro di sollievo. Stasera sapremo che affronteremo domenica Kiev, Francia, Inghilterra o Ucraina, nello scontro del dentro o fuori, se pareggio al 90° tempi supplementari con eventuali rigori. Tornando al match di Danzig, ancora una volta si è vista in Italia a trazione alternata. Buon primo tempo con occasioni, 3 per la precisione, per sbloccare il risultato, però lenta nell'improvvisare la manovra, sempre prevedibile con poche idee. Eppure l'Irlanda, già eliminata dal torneo, ne aveva beccati 3 dalla Croazia e 4 dalla Spagna, era l'avversario ideale per fare il passo avanti auspicato. Abbiamo sofferto poi quel pizzico di fortuna che non guasta mai a risolverti il problema. Hanno segnato Cassano, manco lui ha capito come, e udite udite Balotelli. Il balo addormentato nel bosco pare uscito dal letargo. Nei minuti concessi da Prandelli, al posto di un Di Natale sottotono, ha fatto il suo dovere. Però osannare come salvatore della patria mi pare un po' troppo. Ora il tempo degli esami è finito. Caro Prandelli, da oggi la parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Come diceva un mio insegnante alle superiori, Sperin.